diventai grande in un tempo piccolo. Mi buttai dal letto per sentirmi libero. Mi truccai il viso come un pagliaccio e bevi vodka con tanto ghiaccio. Scesi nella strada, mi mischiai nel traffico. Rotolai in salita come fossi magico. Toccai la terra rimanendo in bilico. Mi feci albero per oscillare, trasformai lo sguardo per mirare altrove e provai a sbagliare per sentirmi errore. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica e pranzai tardi all'ora della cena e mi rivolsi al libro come a una persona. Guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. Sono dei bellissimi sentieri, ragazzo, da fare. Guarda che panorami. Ingannai il dolore con del vino rosso e imbuttai il mio cuore per qualunque eccesso. Mi addormentai con un vecchio disco, raccontai una vita che non riferisco, raccolsi il mondo in un pasto misto. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica e pranzai tardi all'ora della cena. Mi rivolsi al libro come a una persona. Guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Dimenticai di colpo un passato folle in un tempo piccolo. Guarda, se deve essere in un cartone animato, è altro che il Mulino Bianco. Te lo dico perché io ci sono stato nella casa del Mulino Bianco. Vedi che a volte non serve tanto correre in giro. Scaricati i tracciati su Komoot, se no stai attento, segui i cartelli marroncini. Ci sono sempre i cartelli marroncini dei percorsi. È sempre quella la regola. Tu quando vai in giro devi cercare sempre i cartelli marroni. Ne fate tantissime di ciclabili, però per i miei gusti, e ripeto, per i miei gusti, questa, cioè, non puoi dire che è stata la più bella della mia vita, perché tipo anche in Val di Fumo, anche quella è bellissima, ma tutto un altro contesto, è un contesto di montagne, di mucche, ok, quindi cambia l'ambientazione, però come sensazioni che mi ha dato, a me che piace spacciorare, fare le cazzate, il mountain bike, salite e discese fuori strada, impaltanarmi, è tantissima roba. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me, singing I love rock and roll, so put another time in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come and take your time and dance with me. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we were moving on. He was with me, yeah me. Next we were moving on. He was with me, yeah me.
Così dal niente ragazzo, volevo dirti un'altra chicca. Se anche tu sei un possessore di Garmin o comunque di navigatori da cicloturismo, passeggiate eccetera, ti sto per dire una banalità, ma è proprio con le banalità che uno si frega ogni volta, veramente. Allora ragazzo, te la stringo al massimo. Se tu stai andando avanti per questo sentiero, vedi, non so, un cavallo da accarezzare, un fiore da fare una foto, che cacchio ne so, cosa succede? Tu ti fermi, giri la bici, vai dal cavallo, vai dal fiore, la metti, in poche parole, orientata verso un'altra parte. No, i navigatori comunque hanno una bussola, ok? E pertanto se tu fai questi piccoli movimenti di 1 metro, 2 metri, 3 metri, però spostandoti in tutt'altra direzione, mandi in tilt tutto il tracciato. Dopo può darti percorso perso, ricalcolo percorso, allora magari vede che stai andando di là e ti ricalcola il percorso da tutt'altra parte, hai capito? Quindi stai sempre attento a ste robe. Quando devi sostare per fare le tue cose, la bici la lasci ferma, dritta verso dove stavi andando, lasci lì, tu scendi e fai quello che vuoi, poi rimonti in bici e la bici, il navigatore, il Garmin è sempre lì, cioè non è cambiato nulla, si è semplicemente fermato, hai capito?